Savorgnano del Torre è un paese situato a nord della città di Udine. La località è sorta allo sbocco della valle del torrente Torre, sviluppandosi, oltre che sul piede collinare e sul piano, anche sulla estrema collina eocenica occidentale, prospiciente la pianura friulana. Dalle alture di Savorgnano, specie dal Pecolle di Semine, con i suoi 380 metri di altitudine, si può godere un panorama che si estende a perdita d'occhio a 360 gradi e che qui attira molti amanti della natura e delle visioni lontane. La felice posizione geografica di Savorgnano, privilegiato punto di osservazione del vasto dintorno, ha attirato l'interesse dell'uomo verosimilmente fin dalla preistoria, quando poté insediarsi soprattutto sull'irto Colle della Motta, luogo assai idoneo anche per la costruzione di un castelliere. Lo sperone della Motta, quanto la cima collinare detta della Guardia e poco distante dalla prima, dovettero essere stati punti di osservazione e di segnalazione romani, in quanto particolarmente strategici sotto il profilo militare e circostanti il fondo condotto dal presunto colono romano Sabernius, che quasi sicuramente diede il nome alla località. Sabernius, Sabernianus, Severianus, Savorgnano. Il feudo di Savorgnano, dunque, rivestiva una notevole importanza per la sua collocazione geografica. In effetti, i Savorgnan, titolari del feudo, erano i veri e propri signori dell'acqua che passava per le loro terre e che quindi essi potevano direttamente gestire dal loro castello e anche togliere con i tagli delle chiuse royali. Per il potere che esercitavano sulle vitali rogge estratte dal torrente Torre, che partendo da Savorgnano arrivavano sino a Udine, i Savorgnan si attribuirono il titolo di Gastaldi delle Rogge. Nel 1933 cominciò la costruzione della nuova diga sul Torre, che regolò le irruenti piene del fiume Torrente e che ripartì in 3 parti esatte le acque nelle rogge di Udine, di Palma e di Savorgnano, detta poi Cividina. Il 25 giugno 1938, a sigillo della bonifica trentennale realizzata da Giovanni Sbuelz, sul Pecol di Semine, la collina più alta di Savorgnano, venne inaugurato il cippo che riporta i versi del poeta, filosofo e matematico persiano Omar Khayyam, inneggianti al vino. Oltre alla felice posizione geografica e una storia di grande interesse, il paese di Savorgnano può vantare ambienti naturali di notevole valore, con ecosistemi terrestri e acquatici di alta qualità naturalistica e paesaggistica. Queste bellezze della natura, che mostrano spesso il loro aspetto originario, possono ancora oggi essere ammirati nei loro affascinanti profili ambientali, proprio perché l'uomo non le ha deturpate più di tanto con la sua presenza plurimillenaria, e ciò anche grazie alla prevalente impronta contadina della società, che ha saputo gestire con oculata sapienza e quindi con rispetto e attenzione la natura e il paesaggio. In tale discorso sono da ricordare innanzitutto i boschi, che nella loro vasta estensione mostrano il fitto e variegato susseguirsi di essenze arboree altifoglie mesofite tipiche delle zone temperate prealpine. La pianura, nella sua uniforme distesa verdeggiante, presenta interessanti scorci paesaggistici contenuti dai corsi del Rio Maggiore a est e da quello del torrente Torre a ovest, quest'ultimo confinato dagli ottocenteschi e poderosi argini di contenimento delle piene, sui quali corrono sentieri campestri assai frequentati da podisti e in genere dagli amanti della natura. In questo paese ricco di storia, fino a qualche decennio fa era fiorente la cosiddetta società contadina, con i ritmi lenti del suo calendario rurale, direttamente legato al ciclo agricolo e alle sue scansioni stagionali, contraddistinte da feste di santi e da tradizioni contadine. La natura e le coltivazioni dell'uomo davano molti prodotti
che erano sapientemente trasformati o conservati. Fra questi emerge la produzione vitivinicola di pregio, che ha fatto di Savognano una delle capitali enologiche del Friuli. Savognano del Torre, dunque, è un microcosmo rurale di una certa importanza, posto solo a 12 km a nord di Udine e collocato in una delle cornici paesaggistiche più suggestive del Friuli centrale. Infatti la tutela dell'ambiente, la salvaguardia delle sue risorse naturali e la produzione vinicola specializzata costituiscono le basi della rinascita di Savognano.